dito alzato quello, non si vede da qui ragazzi, già sono miope, in più mi mettete in questa difficoltà. Buonasera a tutti, bello vedervi così lontani da me come se ci avessi il Covid. Non ho il Covid, perciò potete venire più avanti. E ragazzi, quei pochi nomi che mi ricordo li dico, e sarete qui in ripresa mondiale, in futura, eterna memoria, sul fatto che... Grazie ragazzi, grazie. Boh, mentre voi vi sistemate, buonasera tu che sei a casa, tu che sei nel futuro, tu che sei in live, e per qualsiasi cosa ti invito a... Com'è che fanno oggigiorno? Mettere un mi piace? Non lo so, se si mette di nuovo lì. Non so più qual è la moda. No dai, ma seriamente un mi piace, un commento, un'iscrizione, insomma, giusto per far capire che, ehi, c'è gente che guarda effettivamente questo culto. Ci fa sempre molto piacere e di sicuro farà piacere anche ai fratelli che si ritrovano a questo video per le mani. Buonasera di nuovo. Buonasera. Ci lavoreremo tranquilli, abbiamo tutto il tempo del mondo. Allora, questa sera tratteremo di qualche argomento che magari non piace più di tanto, però è praticamente il clima di tutti i sabati, questo trattare argomenti che ci colpiscono da vicino, no? Argomenti difficili, argomenti duri, argomenti giovani, argomenti che dobbiamo trattare nella nostra vita. Perciò, sia per questo sabato in particolare, ma anche per i prossimi sabati, insomma, tutti questo genere di incontri, vi invito ad aprire il vostro cuore, aprire la vostra mente, perché quello che è detto qua davanti potrebbe servirvi. Non siete nella situazione descritta? Imparatelo lo stesso, ricordatevelo, lasciate che si sedimenti un po' nel vostro cuore, nella vostra testa, perché potrebbe servirvi un giorno. Potrebbe servire ad aiutare un amico, potrebbe servire per evitare di cadere in certe situazioni, ma non allungo oltre, che se no rubo tutto l'argomento per dopo. Allora, principalmente questo sabato io vedo anche tante facce che non vedevo già da tanto, perciò io vorrei chi risiede nella provincia di Treviso, su in piedi? Spero che sappiate un minimo di geografia. Ok. Sinistra Piave rimanga in piedi, destra Piave si sieda. Destra Piave si sieda. C'è il Piave, c'è la sinistra, nord, ok? C'è la destra Piave, sotto, Treviso è sotto, è destra Piave. Sinistra Piave rimanga in piedi. Io vedo persone che secondo me non sono sinistra Piave. Tu non sei sinistra Piave. Va bene, ok. Su quelli che vengono da Belluno? Chilometri? Buonasera, buon viaggio, che bello avervi qui. Su in piedi quelli che vengono dalla provincia di Padova? Ne abbiamo qualcuno? Che altro abbiamo nel Triveneto? Vicenza, abbiamo qualcuno di Vicenza, provincia di Vicenza? Buonasera, benvenuti. Bello che abbiate fatto tutti questi chilometri per venirci a incontrare. Manca qualcun altro? Verona? No, non credo. Qualcuno che viene fuori dal Veneto? Venezia? Non so. Tu non vieni da Venezia? Vabbè, benvenuti a tutti, non importa dove venite, non importa da dove siete. Vi chiedo adesso di alzarvi tutti quanti belli in piedi per la nostra lode, che possiamo accompagnare con i nostri canti questo momento della serata in compagnia dei nostri fratelli. Ok? Ok? Ci lavoreremo.
Signore. Amen. Prossima canzone che faremo si chiama Tu sei re dei re. Vi leggo la prima parte che canteremo, no? Dice così: sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico re invincibile. Tu sei l'unico re invincibile. Chi è che in questa stanza crede che Dio è l'unico re invincibile? Amen? Facciamo un amen un po' più amen al Signore. Amen! Amen. Possiamo cantare questo pensando a questo, lodando il Signore, perché noi sappiamo che nonostante tutto, nonostante le varie difficoltà che ci troviamo durante la giornata, no, durante la settimana, noi sappiamo che noi abbiamo un Dio molto più grande di tutti i nostri problemi. Amen. Noi possiamo cantare questo. Cantiamo? Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico re invincibile. Io amo innalzare te perché sei me. Mi chino qui davanti a te perché sei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Trovo gioia se mi avvicino a te e ti lodo pensando solo che tu sei il mio re, l'imbattibile, un amore che vive dentro me. Io amo innalzare te perché sei me. Mi chino qui davanti a te perché sei re. Oh sì, tu sei il re dei 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 re. Tu sei il re, tu sei il re dei re. Tu sei il re dei re. Tu sei il re, tu sei il re dei re. Tu sei il re dei re. Oh sì, 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 tu sei il re dei re. Facciamo un applauso al nostro Signore.
canta. Così unico e così speciale. Con la tua vita dentro me posso capire questo amore imparagonabile. È così speciale. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore. Io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu ti prendi cura di me. Non c'è mai stato un Dio come te, in nessun altro troverei un amore così unico e così speciale. Con la tua vita dentro me posso capire questo amore imparagonabile. Fedele e così speciale. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore. Io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu mi prendi cura di me. Prendi cura di me, Signore. Mi prendi cura di me. Mi prendi cura di me. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore. Io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu ti prendi cura di me. Signore, ti ringraziamo perché noi sappiamo che nonostante tutto noi possiamo riporre la nostra fiducia su di te, Padre. Ti ringraziamo questa sera perché noi sappiamo che avrai sempre le braccia aperte per noi, Padre. Avrai sempre un posto dove farci riposare, Padre. Ti ringrazio anche perché
adesso nella prossima canzone canteremo. Ti ringrazio perché sei morto per noi, Padre. Ti ringrazio perché non ci hai lasciato nel peccato, non ci hai lasciato nella miseria, Padre, ma sei morto per noi, Padre, per darci vita in abbondanza, per non far sì che noi vivessimo una vita misera, Padre, ma tu sei morto per noi, Padre, perché volevi che noi avessimo vita, Padre. E ti ringrazio perché tutto questo l'hai fatto soltanto per amore. Noi non possiamo e non potremo mai pagare per quello che tu hai fatto, Padre. E ti ringrazio per questo. Nel nome santo di Gesù, amen. Basta una parola o solo un gesto e l'esercito di angeli ti avrebbe difeso, ma immobile in silenzio rimasero a guardare quell'ingiusta tortura che dovevi sopportare al posto mio, al posto mio. Le gocce del tuo sangue scorrono sul legno come lacrime d'amore che scendono dal cielo sul volto insanguinato, in mezzo alle ferite i tuoi occhi gridano vittoria, vittoria. Mentre le tue mani chiudevano, le porte del cielo mi accoglievano, non erano i chiodi a tenerti lassù, ma era l'amore di me. Bastava una parola o solo un gesto e l'esercito di angeli ti avrebbe difeso, ma immobile in silenzio rimasero a guardare quell'ingiusta tortura che dovevi sopportare al posto mio, al posto mio. Le gocce del tuo sangue scorrono sul legno come lacrime d'amore che scendono dal cielo sul volto insanguinato, in mezzo alle ferite i tuoi occhi gridano vittoria, vittoria. Mentre le tue mani chiudevano, le porte del
perché tu potevi benissimo scendere da quella croce, Padre, ma tu hai deciso di rimanere. Tutto questo per amore, Padre, e non credo che noi non potremo mai immaginare un amore più grande di questo, Padre, e per questo noi ti ringraziamo. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova. Buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi questa sera e oggi parleremo, come Samuel ha anticipato, su un tema che è la depressione. Vorrei pregare con voi. Grazie Padre per questo momento. Ti ringraziamo Signore perché tu sei buono, perché la tua fedeltà e il tuo amore durano in eterno. Signore, nel nome di Gesù, che il tuo Spirito Santo ti possa riempirci, possa essere in mezzo a noi in questo momento, Signore. Che il Signore possa togliere dalle nostre menti tutte le distrazioni che ci impediscono di ascoltare quello che tu vuoi parlare con noi questa sera. Nel nome di Gesù, Signore, che ti chiediamo. Amen. La parola, cos'è la depressione? No? Oggi nella nostra società sentiamo molto parlare su questa parola, su questa situazione. E la parola depressione deriva dal latino deprimere, che significa comprimere, schiacciare e affondare. La depressione è una malattia psichiatrica cronica, dove la persona si trova in uno stato di tristezza profonda, dove non riesce a avere un senso di vita, un proposito di vita. E questo la impedisce molte volte di fare le attività quotidiane, normali, come mangiare, perché la persona perde il senso, perde l'appetito o il sonno. Quindi le cose normali, fisiche che dobbiamo fare. E io vorrei condividere con voi la storia di un personaggio nella Bibbia che ha vissuto una situazione così, dove si sentiva depresso, dove si sentiva triste, profondamente triste, dove sentiva un'angoscia che non sapeva cosa fare. Ed è il profeta Elia. Lui era un tisbita che abitava nel paese di Galaad, all'est del fiume Giordano. Elia era un profeta che ha vissuto nel tempo di Israele per essere il portavoce di Dio in quel tempo. Quindi lui è stato chiamato ad essere il portavoce di Dio in quella situazione. Questa è stata la sua missione. E Dio ha usato Elia per compiere miracoli e giudicare la nazione di Israele per la sua adorazione del dio Baal. Perché Elia ha vissuto nel tempo dove il re Acabe stava davanti, no? E il re Acab, che è il re di Israele, e la sua moglie Jezabel volevano adorare il dio Baal, ma il profeta Elia era il portavoce di Dio in quella terra perché gli israeliti, per portare la responsabilità degli israeliti di adorare il Dio di Israele, no? E questa era la sua responsabilità, ricordare agli israeliti che erano il popolo del Signore. Questa era stata la sua missione.
In Prima Re 19, i ragazzi lo metteranno lì, ci concentreremo su questo testo, però il ministero di Elia avviene in 3 episodi, i primi 3 episodi, no, del ministero di Elia, che era l'avvertimento, il primo, l'avvertimento sull'imminente siccità, perché lui ha avvertito il re Acabe che ci fosse stata una siccità su quella terra. E la sua isolazione, il suo isolamento, perché lui si è isolato. In questo momento che lui si è isolato, lui in ogni momento Dio lo ha sostenuto. In ogni momento Dio non ha fatto con che mancasse qualcosa al profeta Elia. Il secondo episodio era la sua lotta sul Monte Carmelo, dove lui affrontò i profeti di Baal. Sul Monte Carmelo la principessa Jezabel ha inviato i soldati, i profeti di Baal, per combattere con Elia. E lì Dio ha fatto con che Elia avesse vittoria. E il terzo episodio dell'inizio del ministero di Elia era quando lui fuggì sul Monte Oreb, che è dove ci concentreremo oggi. In Prima Re, il primo libro dei Re 19, del versetto 1 a 15, dice così: Acabe raccontò a Jezabel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezabel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Berseba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed esprese il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia anima, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve. Poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato rimosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io da solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero, o alcune traduzioni dicono una brezza leggera. E lì era il Signore. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita.
Il Signore gli disse: va, rifà la tua strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Jehù, figlio di Nimsi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat da Bel Meola, come profeta al tuo posto. Quindi qui abbiamo letto un po' della storia del profeta Elia, una parte, e in un momento dove lui si trovava in una situazione di profonda angoscia, che ha chiesto a Dio la morte, voleva morire che vivere quella situazione. Nei versetti 1 e 2 la Jezabel minaccia Elia perché Dio lo ha fatto vincere i profeti di Baal. Se leggiamo, lei diceva: Acab riferì a Jezabel tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabel inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Quindi qui lei ha messo paura al profeta Elia. Elia ha avuto paura, e per questo lui ha fuggito, lui è scappato. Nel versetto 3 dice: Elia impaurito si alzò e se ne andò per salvarsi. Quindi lui ha fissato il suo sguardo sui sentimenti e non sui fatti, perché Dio lo aveva già fatto vincere nel passato contro i profeti di Baal, e lui si è concentrato nei suoi sentimenti, ha avuto paura. In Romani 12:2 dice così: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Dobbiamo rinnovare ogni giorno la nostra mente, mettere i nostri pensieri, i nostri sentimenti in Gesù. Un altro punto è che Elia si paragona ad altre persone. Nel versetto 4 dice: egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Quando lui dice io non sono migliore dei miei padri, lui si sta paragonando ad altre persone, e noi non possiamo paragonarci ad altre persone. Non sto dicendo che non dobbiamo avere, ad esempio, una persona che ti ispira, ma non possiamo essere non possiamo essere l'altra persona, perché Dio ci ha fatti unici e noi siamo quello che la Bibbia dice che noi siamo. E cosa la Bibbia dice che noi siamo? Che noi siamo figli di Dio, che noi siamo amati, che noi siamo ambasciatori di Cristo, che noi siamo luce del mondo, sale della terra, che siamo valorosi, che siamo preziosi per Dio. Alcuni sabati passati abbiamo parlato su un po' di questo tema, no? Dalla bassa autostima, e abbiamo visto alcuni punti così. Quindi non possiamo paragonarci alle altre persone. Dobbiamo avere la nostra identità in Cristo. Elia si rimproverò perché il popolo di Israele non aveva scelto di obbedire a Dio. Nella prima parte del versetto 10 dice: egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Quindi lui si sentiva in colpa perché il popolo ha scelto di disobbedire a Dio. Ha cominciato ad avere questo sentimento di colpa.
e si rimproverò. E Elia si fece vittima, dicendo che tutti erano contro di lui, che tutti lo odiavano, ma solamente Jezabel lo odiava, perché lui aveva vinto la battaglia contro i profeti di Baal. Quindi non possiamo esagerare con la negatività, non possiamo vedere sempre le cose negative delle situazioni. Dobbiamo consegnare le nostre frustrazioni a Dio, perché solo con Lui riusciamo a vincere, riusciamo ad uscire di una situazione come questa. Dio non ha condannato Elia, infatti gli ha detto: mangia e bevi perché tu sei debole. Lui gli ha lasciato che Elia si sfogasse. Avete già mai avuto un amico, o magari tu eri la persona che stavi passando per una situazione difficile e ti sfoga, e sei andato da una persona e ti sei sfogata? Hai detto tutto quello che avevi nel tuo cuore. Ma prima di tutto è molto importante che abbiamo delle persone nelle nostre vite che ci aiutano, ma prima di tutto dobbiamo andare da Dio, dobbiamo sfogarci a Lui. E Dio non è rimasto in shock con le lamentazioni di Elia, con tutto quello che Elia si è sfogato, le ha raccontato. Ma i sentimenti del profeta Elia in quel momento erano sentimenti di colpa, sentimenti di tristezza, sentimenti di solitudine, bassa autostima, paura, rabbia. Lui era preoccupato, ma è andato a consegnare quei sentimenti, tutto quello che stava passando a Dio. Dobbiamo ottenere una nuova percezione di Dio. Nei versetti 11 e 12 dice così: gli disse: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un sussurro di una brezza leggera. Molte volte noi ci aspettiamo che Dio si riveli a noi con cose grandissime, con un fuoco, con un terremoto, con un angelo che cade dal cielo, ma come noi vogliamo che Dio si riveli a noi, magari non è la volontà di Dio, non è come Dio vuole rivelarsi a noi. E abbiamo bisogno di essere sensibili per ascoltare la voce di Dio, perché il vento, il fuoco e il terremoto sono passati, ma Dio era nella brezza leggera. Era, come la parola dice, vai, entra nella tua camera, chiudi la porta e il Dio che è lì ti ascolterà. Quindi quando abbiamo questo sentimento di angoscia, di tristezza profonda, dobbiamo andare alla presenza di Dio e lasciare che Dio ci dia una nuova direzione per la nostra vita. Nel verso 15 il Signore disse a Elia: su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco, giunto là ungerai Hazael come re su Aram. Qui Dio dice a Elia: vai avanti, torna da dove sei uscito. Io ti ho chiamato, ti ho dato una chiamata per essere il mio portavoce nella terra. Quindi in questo momento Dio stava dicendo a Elia: torna ad essere il portavoce di Dio sulla terra, torna a fare quello che io ti ho chiamato per fare.
La Bibbia è una fonte viva di speranza e di salute, ma se la parola non viene guarita, non viene seguita, è la stessa cosa di un medico che diagnostica una malattia, ti dà la medicina e tu non la prendi. Dobbiamo metterla in pratica. Quando vengono sentimenti di tristezza, di angoscia, di colpa nella nostra mente, dobbiamo ribattere con la parola di Dio. La parola di Dio dice che la gioia del Signore è la nostra forza, che tutto posso in quello che mi fortifica. E per sconfiggere la depressione con la parola di Dio dobbiamo prenderci cura di 3 aree di recupero, perché la Bibbia dice che noi siamo stati fatti da corpo, anima e spirito. Quindi dobbiamo prenderci cura di queste 3 aree, corpo, anima e spirito. Il corpo come? Il fisico. Come possiamo prenderci cura del nostro fisico, della parte fisica del nostro corpo? Mangiando bene, facendo esercizi, dormendo bene. È prendersi cura di tutto il corpo. Proverbi 15:13 dice: il cuore allegro tende gioioso il volto, ma quando il cuore è triste lo spirito è abbattuto. Dobbiamo prenderci cura del nostro corpo. Il terzo era la nostra anima, la nostra mente. E questo coinvolge evitare di vedere cose brutte, magari film, ascoltare musiche brutte, cose cattive che ci mettono sempre giù, e cercare di vedere cose buone, di ascoltare musiche buone, di vedere film che ci portino qualcosa, che non ci mettono più giù di quello che già siamo. E la terza è il nostro spirito, la nostra parte spirituale, che è la nostra comunione con Dio, l'adorazione, la preghiera, lo studio della parola, il digiuno. Sono tutte queste cose che ci avvicinano da Dio, che ci avvicinano di veramente fare una camminata con Dio. Noi cristiani dobbiamo avere la preghiera, lo studio della parola e il digiuno, la comunione con Cristo come la cosa principale nella nostra vita, come la cosa che è il primo, è la nostra priorità. Ed è molto importante, in Geremia 29:13 dice: mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Quindi dobbiamo cercarlo, perché se lo cerchiamo lo troviamo, se cerchiamo Dio lo troviamo e Lui ci aiuta in ogni situazione. Un'altra cosa importante è cercare aiuto da un familiare o da un amico. Questa è una cosa fondamentale anche per vincere la depressione, perché magari non sei tu che stai passando per questo momento, ma hai persone attorno a te che magari neanche sai, ma che stanno passando questo momento. E la persona che vive questo momento deve cercare aiuto, ma anche noi che siamo attorno possiamo avere la percezione, possiamo essere sensibili a queste persone ed aiutarli. Come in Marco 2, dall'1 al 5 dice: alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa, e subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola.
Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico, portato da 4 uomini. Ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Questi uomini aiutarono questo paralitico ad avere un incontro con Gesù. Loro lo hanno aiutato e noi possiamo essere queste persone che aiutano, che portano l'amore di Dio, che portano la parola di Dio ad altre persone, facendo sì che le persone conoscono questo amore, questo Dio che è grande e che noi serviamo. Vorrei raccontarvi una cosa che mi è successa, che mi sta succedendo in questi mesi e che è incredibile come Dio fa le cose. Negli ultimi mesi molte persone ho avuto l'opportunità di parlare con alcune persone e la maggior parte delle persone mi raccontavano, si sfogavano da me. Dicevano che non si sentivano né tristi né felici, non sapevano cosa fare, che arrivavano dal lavoro e facevano qualcosa o erano con il fidanzato e andavano a dormire e che la loro vita era sempre così, ripetiva così. E la conclusione che io ho preso di tutti questi racconti è che la nostra generazione vive una vita senza proposito, vive una vita come un giorno dopo l'altro e hanno un vuoto nel loro cuore che cercano di riempire con soldi, con droghe, andando in discoteca, facendo qualsiasi altra cosa che non sia cercare la presenza di Dio, perché il vuoto che noi abbiamo nel nostro cuore, che loro hanno nel loro cuore, può essere solo riempito con Dio. È come un puzzle. Alza la mano chi ha mai fatto un puzzle? Se perdi quel pezzettino che manca, cosa succede? Ecco. Se provi a mettere un altro pezzettino su quel puzzle, cosa succede? Niente, non è un puzzle, non è completo. Perché? Perché il pezzettino giusto è quello giusto. E il vuoto che abbiamo nel nostro cuore, il vuoto che la nostra generazione sente, può essere solo riempito perché ha la misura giusta di Dio nel nostro cuore. Quindi che possiamo essere, magari non sei tu a vivere una situazione di depressione, ma hai persone al tuo intorno che vivono, o un amico, un familiare, che possiamo essere questo canale di benedizione alle persone. Dove siamo? Se siamo al lavoro, se siamo a scuola, se siamo in chiesa, se siamo al supermercato, se siamo, non so, al parcheggio, parcheggiando la macchina, che possiamo essere questo canale di benedizione nelle vite delle persone, che le persone guardino le nostre vite e dicono: io vedo qualcosa di diverso in lei, io vedo qualcosa di diverso in lui. Voglio sapere che cos'è. Cos'è che hai che ti rende questa persona sempre felice? Cos'è che hai che ti rende questa persona che non si lamenta mai? Che stai sempre bene?
E Dio ci dà le opportunità di dire a queste persone che è Lui nelle nostre vite, è la Sua presenza nelle nostre vite. È quando lo cerchiamo, è quando siamo con Lui, perché Lui un giorno ha cambiato la nostra vita. Un giorno quando abbiamo avuto una esperienza o diverse esperienze con Dio, quando abbiamo incontrato Dio, Lui ci ha cambiato, ci ha trasformato veramente. Siamo stati veramente trasformati per Lui e che la nostra vita possa essere questo riflesso di Dio qui nella terra. Perché la parola di Dio dice che noi siamo ambasciatori del regno di Dio sulla terra. Noi siamo cristiani. La parola cristiani significa essere un piccolo Cristo, che vuol dire riflettere Gesù nel nostro pensare, nel nostro parlare e nel nostro agire. Che possiamo uscire da qui imparando questo, che dobbiamo riflettere quello che Gesù è. Amen? Amen. Vorrei chiedervi di alzarvi, faremo una preghiera. Grazie Signore perché il tuo Spirito è in mezzo a noi. Ti ringraziamo Signore perché la tua presenza è il migliore luogo dove possiamo essere. Perché solo con te riusciamo a vincere qualsiasi situazione nella nostra vita. E che il Signore possa guarire ogni cuore, possa guarire ogni situazione nella nostra vita. Dì a Lui adesso cosa ti affligge, qual è la tua angoscia, qual è il tuo dolore. Parla con Lui. Dio è il più interessato nelle nostre vite, in sapere come stiamo, in sapere cosa vogliamo dirvi, anche se Lui sa già cosa gli diremo. Ma parla con Lui, sfogati a Lui, che questo momento possa essere un momento dove torni alla sua presenza e che lo Spirito Santo che è in mezzo a noi possa riempirci con il suo amore, con la sua gioia. Nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo che il tuo Spirito Santo possa guarire ogni cuore qui, Signore. Nel nome di Gesù, che se c'è qualche persona che vive questo momento di tristezza profonda, che si sente triste, che si sente con un'angoscia che non riesce neanche a spiegare. Oh Padre, nel nome di Gesù, che il tuo Spirito Santo possa passare in mezzo a noi e guarire queste persone, Signore. E che dalle nostre ferite, Signore, come dice la tua parola, possa uscire potere per aiutare gli altri. Potere, Signore, per guarire le persone, per portare una parola di speranza alle vite delle altre persone, alle vite delle persone che sono intorno a noi, Signore. Nel nome di Gesù, che il Signore possa benedire ogni vita qui, Signore. Nel nome di Gesù che ti chiediamo e ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu hai fatto, per tutto quello che stai facendo e per tutto quello che farai, perché il Signore è reale nelle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen.
È arrivato il nostro momento di decima offerta prima dei nostri studi. Questo momento è stato fatto per appunto decima offerta. E se tu ti senti magari di donare anche una minima moneta, un qualcosa di piccolo, noi possiamo essere sicuri che tutto questo che noi diamo alla presenza di Dio, tutto quello che noi mettiamo alla presenza di Dio andrà dalle persone che veramente hanno bisogno. Quindi noi è come se fosse un passo di fede, no? Noi mettiamo questa monetina che sia una cifra anche insignificante, però noi possiamo essere completamente sicuri che quella piccola cosa il Signore potrà ingrandire, potrà fare tante cose attraverso anche di questa piccola cosa. Cantiamo insieme. Signore, ti ringrazio perché noi sappiamo che se noi ci doniamo a te, Padre, se noi doniamo anche una piccola cosa, noi sappiamo che tu puoi fare grandi cose, Padre. Noi abbiamo già visto la tua mano su tante cose nella nostra Chiesa, Padre, ma noi sappiamo che tu puoi fare ancora di più, Padre. Questa è la generazione, Padre, che vedrà grandi cose, Padre. Questa è la generazione che porterà avanti la Chiesa, e io ringrazio per questo, Padre.
E ti ringrazio per le persone che hanno potuto donare anche qualcosa, anche una piccola cosa, Padre, ancora perché so che da questa piccola cosa, Padre, tu puoi fare tante cose, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Oh là, finalmente. Ok. Momento più emozionante della nostra serata, molto velocemente gli avvisi, che sono quasi sempre i soliti di ogni sabato, perciò spero che siete stati attenti lo scorso sabato. Allora, questo martedì avremo il nostro corso di teologia, che tra parentesi, bellissimo vedere così tanti giovani che partecipano. Questo martedì noi ce l'avremo a Conegliano, quindi per chi frequenta Treviso sappiate che è la prossima settimana, che cade il 22? Ok, 22 novembre. Questo è il prossimo martedì per Treviso, questo martedì per Conegliano. Casa mia, qualsiasi informazione sapete che potete sempre rivolgervi al pastor Sandro. Poi giovedì abbiamo i nostri incontri di preghiera al quale sono invitati tutti. Li facciamo in questa piattaforma chiamata Discord. Se non avete mai sentito parlare, tranquilli, molte persone non hanno mai sentito parlare. In qualsiasi caso, se volete essere aggiunti, se volete saperne di più, venite a parlarmi, ok? Perfetto. Poi abbiamo i nostri sabati, abbiamo... Ah, sì, ok, prossimo incontro, non mancate, perché tratteremo... Non credo sia questo l'argomento. Qualcuno mi conferma che è questo l'argomento? Quasi. Ok, prossimo sabato non mancate, perché in teoria tratteremo con la... come lo traduco in italiano? La peer pressure. Qualcuno che mi aiuti a tradurla in italiano? La pari pressione. Grazie ragazzi. Poi a dicembre avremo l'attesissimo Winter Camp. Saranno pochi giorni rispetto all'ultimo campeggio che abbiamo fatto, ma saranno decisamente pieni di attività da fare, pieni di studi da ascoltare e un'opportunità per intensificare il tuo rapporto con Dio, migliorarlo, oppure per crearlo, se non c'è. Perciò vi aspettiamo, tutti belli numerosi, mi raccomando, iscrivetevi, servono iscrizioni, servono conferme, anche se, ah sì, io ci vado. Parlate con Giorgia, che in questo momento non è qua in sala, no. Ok, parlate con Giorgia, c'è anche il suo numero su in sovraimpressione, mi sembra di essere una pubblicità. E per favore confermate la vostra presenza, ok? Ci servono numeri e ci servono presto. Poi, sempre con Giorgia, potete rivolgervi per gli incontri, com'è che li chiama? No, non c'è. Ok, dalla regia mi avvisano che non c'è. Non so se è solo questa settimana o è in generale. Ok, mi confermano che non c'è in generale, perciò per chi ne ha approfittato, buon. Per gli altri avete perso il treno. Qualche altra cosa che mi sono dimenticato? Posto così, perfetto. Perciò Dio vi benedica, Dio ti benedica chi ci ha seguito sia nel futuro sia adesso, e possiamo separarci nei nostri gruppi.